Dopo la bocciatura dell'introduzione della tassa di soggiorno ad Agrigento, le interviste ad alcuni consiglieri comunali, ascoltiamo Giuseppe Di Rosa al microfono di Gloria Scafè. Il mio intervento in Consiglio Comunale è stato chiarissimo anche sulla stampa. Io sono favorevolissimo alla tassa di soggiorno, ma la tassa di soggiorno nasce come tassa di scopo. Lo scopo è quello primario, che deve essere dati servizi al turismo. In questi anni, anche con i proventi dal parco archeologico, non si è dato i servizi al turismo, si è fatto tutt'altro. Il Consiglio Comunale oggi ha preso per voce del consulente fiscale del Comune che la tassa di soggiorno era inglobata nel bilancio e allora no, non ci sto, anche perché votandola favorevolmente avremmo dato la possibilità agli albergatori o a qualcun altro di fare ricorso al TAR e annullare il nostro provvedimento, il provvedimento sulla tassa di soggiorno, che si voglia dire, qualsiasi politica voglia fare qualsiasi altro mio collega, la tassa di soggiorno è una tassa di scopo, io la approvo, ma l'amministrazione mi deve dare immediatamente, al momento in cui io voto favorevolmente, l'indirizzo di quei soldi per cosa verranno spesi. Poche settimane all'inizio della sagra del Mandorlo in fiore ad Agrigento, ma quale sagra? L'intervista al consigliere comunale e candidato sindaco Giuseppe Di Rosa al microfono di Davide Saglia. Lei ha sempre messo in evidenza quella che è l'organizzazione della sagra del Mandorlo. Mancano poco più di un mese alla sagra, ecco ancora nulla è in cantiere. Secondo lei come sarà questa sagra, sempre se ci sarà questa sagra? Ma l'ho detto lo scorso anno, la sagra negli ultimi anni è servita solo ed esclusivamente per motivi elettorali. Quest'anno sarà la campagna elettorale degli organizzatori o di chi è vicino a loro. Non voglio stendere un velo pietoso, ormai la gente ha capito, non voglio assolutamente animare la campagna elettorale a partire da oggi su come e perché Agrigento è ridotta nello stato in cui è. Io sto mostrando il mio programma, sto mostrando agli agrigentini come si può uscire dalla situazione in cui ci hanno purtroppo portati chi ci ha amministrato negli ultimi anni, però oggi vedo di nuovo riciclarsi, vedo il candidato della Lega Nord che è uno che fino a ieri era schierato contro la Sicilia, l'Etna ci doveva inghiottire tutti, vedo candidati che vengono da paesi limitrofi, magari perché poi fondamentalmente anche in Consiglio Comunale sento di candidati che arriveranno dai paesi. Ma tornando alla sagra, lei quindi prevede un'organizzazione? Ti stavo portando proprio a questo, cioè la sagra sarà solo ed esclusivamente una campagna elettorale, sarà perché non possiamo parlare oggi di sagra quando ancora la gente mi telefona e non sa la data, mi telefona e non sanno il programma, siamo al 7 di gennaio e non abbiamo ancora chiaro nulla, è chiaro solo che i soldi si prenderanno sempre dallo sbigliettamento della valle e che i soldi, finita la sagra, non si avrà nessun servizio per il turista, cosa che ho detto l'altro giorno in Consiglio Comunale, quando io non ho approvato assolutamente il bilancio, quando non ho votato il bilancio ho detto pure il motivo, non si può continuare a sperperare i soldi pubblici per imbinquare le tasche delle caste e delle caste agrigentine a maggior ragione. Agrigento e le amministrative del prossimo maggio. Ascoltiamo il consigliere comunale e candidato sindaco Giuseppe Di Rosa al microfono di Davide Saglia. Si profilano già le prime alleanze verso le amministrative della prossima primavera, ecco, si parla di PD e Forza Italia. Lei da candidato sindaco come vede queste intese? Ma guarda, la città ha bisogno solo ed esclusivamente di essere governata, la città ha bisogno di tornare ad essere amministrata. Se la gente è felice di quello che si è visto negli ultimi 30 anni saranno loro a decidere. Gli agrigentini sono stanchi, questo è certo, però purtroppo devo dire che le feste natalizie, gli auguri natalizi evidenziano quello che è la città. Saloni pieni perché c'era un deputato, saloni pieni perché il deputato ti porgeva gli auguri, vuol dire che la gente ancora c'è qualcuno che si fida di questa gente. Io vado per la mia strada, non vedo di buon occhio queste grandi ammucchiate, però ognuno può fare quello che vuole, poi fondamentalmente quello che dirà e darà poi il leitmotiv della campagna elettorale sarà il candidato sindaco, quello che diciamo, ha dimostrato politicamente di poter fare.